è ricco sì, ma non può essere più ricco del Parlamento inglese. Che cosa custodisce questa casa di così importante che giustifica la presenza di Branding, il numero 1 al mondo, sulle arti decorative? Andiamo avanti. Questa è una panoramica della stanza. Guardate qua, abbiamo finito. 3 secondi, abbiamo finito. Andiamo avanti. Ecco, la prima produzione di Van Gloden non erano i nudi come tutti noi crediamo. La prima produzione fotografica di Van Gloden era l'Arcadia. I ragazzi vestiti alla maniera greca. Questi sono i ragazzi presenti negli affreschi di Casa Cuseni. Ritorniamo a guardare là, li abbiamo messi insieme perché abbiamo trovato anche gli scatti dei nostri modelli. Quelli sono i ragazzi di Van Gloden e questi sono la prima produzione artistica di Van Gloden. L'abbiamo messa accoppiata. Quello che rappresenta questa dining room è l'Arcadia Taormina, cioè la presenza di una scena di vita di Taormina. Andiamo ancora avanti. Questi sono i ragazzi di Van Gloden, è chiaro, e guardate qua, cosa custodisce questo affresco? Custodisce la prima famiglia omosessuale al mondo. Mai nessuno aveva avuto il coraggio di rappresentare una iconografia così straordinaria. Frank Branding per questo lascia l'Inghilterra e va personalmente a Casa Cuseni perché era reato. Oscar Wilde, loro amico, è stato arrestato per omosessualità, soltanto perché aveva una relazione. Figurarsi cosa significa per un artista rappresentare tutta l'Arcadia di Van Gloden e inserire in questo contesto la prima famiglia omosessuale nel mondo. Per 100 anni questo affresco è stato nascosto dalla famiglia proprietaria, noi diciamo che dopo 100 anni queste informazioni devono andare fuori. Andiamo ancora avanti, guardate questo pannello, non c'entra niente con Casa Cuseni apparentemente, e invece questo pannello è nel posto d'onore. Manca la firma nel pannello centrale, la firma la mette Alfred East. Alfred East è il presidente della Royal Society. Era presente quando Branding fa il lavoro, mettendo la sua firma lui legittima l'operazione, non è soltanto la deviazione mentale di un artista omosessuale, ma è un disegno approvato in Inghilterra addirittura da Sir Alfred East, il più grande artista al mondo. Quello che avrebbe dovuto dire, se era uno scrittore, Oscar Wilde, questo lo vuoi dire, questo non lo puoi scrivere. Era un artista, avrebbe dovuto dire, questo si può rappresentare, questo non si può rappresentare. Lui ha legittimato l'operazione Casa Cuseni dicendo una frase: alcune rappresentazioni nel momento in cui vengono fatte sono traumatiche, dopo 100 anni possono apparire diverse. E io vi dico che i 100 anni sono trascorsi perché questo quadro è stato fatto nel 1912, nel 2012, dopo 100 anni, l'altra lista della ragione. Il progetto di Casa Cuseni oggi rappresenta veramente la storia di Taormina, ha reso Taormina famosa nel mondo questo gruppo di artisti e noi con orgoglio lo presentiamo e diciamo che questo è il modo migliore per riscattare il turismo culturale in Sicilia, che oggi è il 20%, ma se noi comunichiamo bene la nostra patrimonialità la possiamo anche proteggere. Noi siamo stati soltanto in questo mese sul Borgo, usciamo a settembre, sul Traveler, sul The Independent siamo stati ad aprile e stiamo comunicando a tutti che ci siamo. Cerchiamo di riscattare quel 3% e di portarlo al 5, 6, 7%. Stiamo lavorando sul mercato nazionale, cerchiamo di portare praticamente il 18% di presenze nazionali al 25-26%. Grazie per l'attenzione.